Marco Sitran, grazie. Buonasera a tutti e ringrazio per l'organizzazione di questo bellissimo convegno e volevo dire due cose all'onorevole sottosegretario Borletti Buitoni che riassumono un po' quel dubbio che l'UNESCO si era posto con quel rapporto sulla città di Venezia del 1969 e poi anche le grandi denunce di Indro Montanelli accorate che poi sfociarono in una querela del comune, poi ovviamente perché diceva che la situazione era veramente tragica e soprattutto l'UNESCO poneva un problema, cioè i 2/3 della popolazione sono in terraferma, quale unicità? Di che cosa stiamo parlando? Era un dubbio che si ponevano 40 anni fa, i problemi si sono soltanto moltiplicati. Oggi abbiamo un'opportunità grandiosa che è la città metropolitana, che è partita con il piede sbagliato sicuramente, primo perché è stata creata dall'alto senza sentire le regioni, le popolazioni interessate, addirittura con un decreto legge in casi di straordinaria necessità e urgenza. La Corte Costituzionale ha spiegato che ovviamente ci sono dei procedimenti. Io volevo chiedere questo all'onorevole Borletti Buitoni, di chiedere al governo, in particolare al ministro Alfano, di poter accorpare il referendum di prossima indizione, il referendum per l'autonomia di Mestre, per il ripristino dei comuni di Mestre di Venezia, perché ricordiamolo, sono stati uniti forzosamente durante il fascismo in nome di Porto Marghera, perché la bellezza non salverà il mondo, come diceva Dostoevskij nell'Idiota, la bellezza per Venezia ha creato Porto Marghera, il gigantismo navale, lo sfruttamento di una città, perché Venezia è un brand da sfruttare. Allora, siccome la città metropolitana prevede una nuova governance territoriale, più centri urbani collegati per sviluppare l'economia della conoscenza e della cultura, che sono le uniche compatibili con l'ecosistema più fragile del mondo, che è la laguna di Venezia, facciamo sì che ci sia la possibilità di eleggere democraticamente il sindaco e i consiglieri metropolitani per un ente dalle grandiose ambizioni territoriali, ma per questo la legge del Rio prevede lo scorporo preventivo. Purtroppo l'attuale amministrazione comunale ha previsto nello statuto della città metropolitana, perché ricordiamolo che è un ente non elettivo di secondo grado che può diventare elettivo, ma attualmente sindaco metropolitano è il sindaco di Venezia, che non è stato eletto come era per la provincia da 900.000 abitanti, ma da meno di 100.000 elettori. Che cosa hanno fatto? Hanno previsto che sarà possibile l'elezione diretta in stralcio agli accordi e sopra la legge soltanto qualora la legge del Rio verrà modificata. Questa è una scamotage, una mistificazione che non possiamo accettare. È un affronto alla democrazia e alle autonomie che sono state previste dai nostri padri costituenti in quella stupenda Costituzione italiana all'articolo 133 secondo comma. Io vorrei comunque ribadire che da oggi si apre la campagna referendaria, perché la Regione pubblicamente ieri ha dato il via all'istruttoria del nuovo progetto, che prevede addirittura lo scorporo in 3, Mestre, Venezia e Marghera, perché ricordiamoci che Marghera è comunque qualcosa forse di diverso da Mestre, ma sicuramente una comunità istituzionale potrebbe affrontare per la prima volta anche il problema di Porto Marghera, perché le comunità sono le espressioni più genuine del territorio. Quindi io faccio un appello all'onorevole Borletti Buitoni affinché il governo conceda la richiesta della Regione di poter accorpare per un'economia di spesa, perché costa il referendum, sì, ad ottobre, sia ovviamente il referendum confermativo per la riforma del titolo quinto della Costituzione, che quello della specificità. Purtroppo i segnali sono del tutto negativi, perché la consultazione referendaria regionale sulle trivellazioni è stata sì concessa, ma con un periodo di tempo di 35 giorni 40, voglio dire, e senza l'accorpamento che era stato richiesto. Quindi i segnali, ovviamente, la riforma del titolo quinto vanno nel senso opposto. Abbiamo aspettato 40 anni
per una città metropolitana. Tutti avevano sempre detto che lo scorporo e la nuova articolazione o il ripristino del comune erano possibili solo in ambito metropolitano, in un'idea di metropoli policentrica. Atturiamolo, perché sennò queste sono solo parole al vento. Grazie. Grazie per l'invito, sarò brevissimo, sono un consigliere di maggioranza, bello questo tavolo di donne. Ho ascoltato attentamente Ilaria Borghetti Buitoni, mi dispiace che il sindaco sia poco affettuoso con lei, credo che sia, per consolarle lo dico, poco affettuoso con tanti, vabbè, così. Ho ascoltato il suo intervento e mi fa piacere, sono stato totalmente al 100% d'accordo con Andrea Zitelli, che memoria storica di questa città, bisogna volare alto. Lei, Ilaria, ha parlato del problema etico, mi metto gli occhiali, e ha parlato giustamente che Venezia ha subito il turismo, doveva gestirlo, e dovevano i veneziani, e ha parlato di perdita della propria identità, tremendo questo, è proprio un problema etico. Allora, in questa città ci sono 435 imprenditori cinesi, dov'è i veneziani che hanno affittato e venduto la loro ricchezza? A Chioggia, che è lo stesso numero di abitanti di Venezia, ormai Chioggia è più importante di Venezia come città, non ci sono imprenditori cinesi, perché non li hanno voluti, perché lì sotto Marina e Chioggia hanno questo concetto che bisogna svendere tutto a bassi schemi. Qua di fronte c'era un signore che aveva un esercizio, un'osteria, ed era leghista, mi ricordo qualche anno fa, e mi diceva che in veglia darmi quei stranieri, li mando via a domandarmi al locale. Un giorno passo, io vivevo a Roma, entro dentro e mi servivano i cinesi. Dico, scusate, dove è andato qui il signor Gigio? Ah, è andato via, è andato alle Canarie. È andato alle Canarie? E perché? Ha venduto tutto. Allora cosa ho fatto? Siccome ero un bastardo di cronista, l'ho chiamato alle Canarie, era Fuerteventura. E gli ho detto, Gigio, sei ancora leghista? Sì. Ma cosa hai fatto? Hai venduto tutto ai cinesi? Fai mica gli skate. Ah, va bene, perfetto. Hai venduto la tua città e anche l'anima, hai venduto la tua città e anche l'anima. Ecco, in questa città di oltre 54.000 abitanti manca la dignità e la forza di essere ancora una città viva, e delle volte io anche mi vergogno di essere veneziano. Parlando poi dei flussi, dei soldi, abbiamo compiuto un errore storico anni fa. Quando sono arrivati questa bulimia dei soldi del Mose, 5 miliardi, che poi possono servire o non possono servire, 5 miliardi, ci siamo dimenticati che la legge speciale 73 diceva che Venezia è preminente interesse nazionale e che i soldi dovevano arrivare con flussi annuali. Ecco, dati i soldi del Mose, o abbinati dei soldi del Mose, ci siamo dimenticati che la città è fatta di ponti, piccole manutenzioni, pavimenti. Ieri con il vento di Bora è caduto un capitello su un ponte, se c'erano dei cristiani morivano. Ecco, questa piccola manutenzione, qui chiedo a lei, che fa parte del governo, che ci vuole maggiore attenzione per questa città. E ringrazio anche la signora Barbini che ha parlato giustamente, una visione planetaria di come poi vedono questa città, e qualche volta è brutto e duro vergognarsi e dire dove abiti? Venezia, sì, la città degli scandali, ci si vergogna, no? E come veneziani bisogna sempre difenderla. Lei ha parlato che è stato cancellato il magistrato reale, ma sono stati cancellati anche i precedenti presidenti inquisiti, capisce? Non era un problema semplice. Io sono per il ritorno del 500esco magistrato, però insomma qualche problema grosso c'è stato. Allora, una simpaticissima collega di minoranza, Sambo, mi è simpatica, io le auguro fra qualche anno di diventare sindaco perché è molto attiva, io la chiamo la Peperina, è molto amata dal sindaco, si vogliono benissimo, a cui più in fioretto fra poco si ammazzano, però insomma, lei è giovane, probabilmente il futuro è suo. Quando un po' denigra e sbeffeggia parlando di Boston e parlando di Manhattan, magari Boston è la più bella università del mondo che coinvolge tutta la città. Questa città ha 40.000 studenti, 2 università di eccellenza, e quasi sono un corpo estraneo di questa città. I 40.000 studenti che sono giovani dovrebbero essere un polmone vivente, dovrebbe la città ringraziare questi studenti che vengono qua, magari fosse Boston. La seconda, Manhattan era una città emporio olandese del 600, magari fossimo Manhattan, purtroppo ce ne siamo dimenticati, scusate.
Grazie, Emanuele Serin, segretario municipale. Intanto parlate finale degli leghisti che dopo lasciano. Intanto voglio ringraziare dell'occasione, insomma, di confronto di questa sera, insomma, l'associazione, insomma, al di là che giustamente sia apartitica, ci dà uno spaccato importante, ci permette di riportare al centro una discussione che merita di essere fatta. Alcuni aspetti, il tema della specialità di Venezia, che è il tema forse centrale di questa sera, e quindi vuol dire legge speciale per Venezia. Allora, secondo me questa città sta perdendo la dignità negli ultimi anni, è sempre costretta a dicembre, dal 30 al 31 dicembre, a chiedere, elemosinare soldi al governo per cercare di chiudere un bilancio. Insomma, qualcuno diceva è paradossale che con il turismo che c'è, con le risorse che ci sono, con l'economia, con il porto, siamo a chiedere l'elemosina. Perché questo stiamo facendo. Allora da qui nasce l'idea di una nuova legge speciale, che però non è soltanto risorse a piedi vista, è una nuova concezione di Venezia, della città metropolitana, che vuol dire anche competenze, che vuol dire anche la possibilità di fare sia quel federalismo demaniale che giustamente ha spiegato la consigliera Sambo, ma anche quel federalismo fiscale, che vuol dire autonomia e capacità, perché se siamo diversi dagli altri è giusto che abbiamo anche delle capacità diverse. E quindi il tema della specialità. Aggiungo anche il tema più volte detto, città metropolitana. Io ho un timore però, che noi sì, vediamo tutti come grande futuro, il punto di svolta, ma rischiamo che questo non sia. Noi siamo in Veneto, la regione Veneto ha fatto ricorso contro la città metropolitana, contro la legge del Rio, e di fatto sta equiparando la città metropolitana di Venezia a qualsiasi altra provincia del Veneto. Allora dico, rischiamo qui. Purtroppo forse manca un interlocutore che non è né Bolognano né il governo, ma la regione Veneto, perché di fatto è lei che sta bloccando un processo straordinario che abbiamo aspettato da tanti anni, che di fatto fa sì che anche questa volta rischia di essere un'occasione persa per Venezia. Altre realtà come Torino, Milano, Bologna stanno facendo cose straordinarie sulla città metropolitana, noi invece no, e rischiamo di essere al palo. Così penso che sia utile portare avanti una delle idee che insomma, sta emergendo, insomma, che è quella del tema di standard veneziano. Cioè, io sono convinto che non va tutto bene per Venezia, non si può mettere tutto dentro Venezia. Io dissento un pochettino dal tema turismo, residenza, che quindi insomma, io penso che insomma, bisogna arrivare a un punto in cui bisogna porre dei limiti, insomma, non va tutto bene per Venezia. Non va bene perché altrimenti rischia di arrivare a una soglia di sostenibilità che ormai stiamo sorpassando, insomma, la vivibilità comincia a essere messa in discussione. Così come il tema della partecipazione, insomma. Le scelte, oggi la domanda è chi fa le scelte e dove si fanno le scelte e soprattutto se queste scelte vengono condivise con il territorio. Questo è un altro tema che forse è oggetto della legge speciale per Venezia. Poi, come voglio approvato, il tema non è se siamo Boston, New York o qualcos'altro, è che ogni 2 settimane viene fuori una città, fra un po' verrà Sydney e alla fine non si fa mai niente, questo è il vero dramma.